Monica Scanu è il nuovo direttore dello IED di Cagliari, fresca di nomina adesso a luglio. Quali novità vuole portare una donna che è comunque sarda di origini ma che vive e arriva direttamente da Roma, e soprattutto in una realtà che abbiamo visto qualche anno fa è stata riportata nell'isola e ha avuto anche dei progetti cofinanziati dalle imprese sarde. Posso? Dunque, innanzitutto io volevo raccontarvi che cosa è questa scuola IED di Cagliari. Lo farò brevemente perché è una scuola di creatività, una scuola importante che vuole organizzare, delineare una figura di designer anche imprenditore. Noi abbiamo delle lauree triennali che sono state convalidate dal MIUR, quindi hanno un po' valore di laurea, e sono 4, e quest'anno ho il piacere di informarvi che ci sarà un corso nuovo, un corso di moda, quindi fashion design. Aggiungiamo alle nostre normali proposte anche quello di fashion design, e questa è una cosa. Noi lavoriamo sempre con le imprese, il modo di lavorare dello IED è quello di progettare con dei brief reali che provengono da delle aziende. Le aziende che sono nostri partner, nostri sponsor a seconda dei casi, e però chiaramente lavoriamo per loro, e soprattutto i nostri profili sono quelli che aiuteranno poi le imprese e tutti gli imprenditori, giovani, di piccola dimensione ma anche di grande dimensione. È una sorta di matching che si va a creare tra domanda e offerta di lavoro, cioè voi preparate i ragazzi a immettersi nel mondo del lavoro dando delle competenze, utilizzando anche dei personaggi, dei professionisti, e quindi si va oltre il classico, la classica imposizione accademica, diciamo. Assolutamente, noi cerchiamo, come vi dicevo, innanzitutto di far sì che i nostri designer abbiano anche un po' una capacità imprenditoriale. Nello stesso tempo gli insegniamo in quali ambiti collocarsi rispetto alle aziende che esistono, per cui c'è questo tipo di nostro doppio lavoro, quindi da una parte dare a loro le competenze da imprenditori e dall'altra aiutarli anche a inserirsi in alcuni spazi lasciati liberi. Non so, ad esempio faccio riferimento fra tutti la comunicazione, che può essere utile sia per la piccola azienda, sia per il ristorante, sia per il produttore di birre artigianali, per fare un esempio di aziende reali che in realtà ci sono in Sardegna. Perfetto, le auguriamo buon lavoro. Grazie molte, grazie a voi.